Questo fu certamente uno dei periodi più interessanti e più ricchi della storia isolana. Le chiese romaniche, che ora vediamo isolate in mezzo alla campagna deserta come San Pietro di Sorres, erano circondate da centri urbani ricchi e popolosi. Sant'Antioco di Bisarcio fu costruita nel secolo XII da maestranze pisane e francesi per volere del giudice di Gallura Torgotorio II Gunale. Nel Medioevo, Bisarcio era una fiorente città vescovile. Anche l'abbazia della Santissima Trinità di Saccargia risale al XII secolo. È il più bello esemplare di architettura romanico-pisana della Sardegna. Vivono qui come due eremiti due vecchi coniugi, ai quali è affidata la custodia della chiesa e di ciò che rimane dell'antica sia. Quanti anni sono che è qui lei? 72 anni ci sono io, ho 72 anni. 72 anni, i suoi figli sono nati qui? Sì, No, sì. nati in paese. In paese sono nati. Ah, Fatti C'era grandi mia qui. mamma. sì. Fatti grandi qui. Senta, lei ha conosciuto Piero Cao. Sì, signore. Mi dica cosa faceva qui? E lavorava qui, no? Ha restaurato lui la Sì. chiesa? Dentro. No, Sì. ha scherzato, non restaurato. Ventone. Non conosco. Ha levato tutto l'intonaco. E lui abitava qui? Sì, mica qui. Piero Cao era uno strano tipo di intellettuale che nella confusione del dopoguerra vestì abusivamente il saio dei domenicani e si mise a restaurare per conto suo le chiese romaniche sparse per la Sardegna. Santa Maria Navarrese, invece, che si vuole risalga all'anno 1000, nacque come chiesa campestre all'ombra dei secolari e giganteschi olivastri sulla costa orientale. La leggenda vuole che sia stata edificata in seguito a un voto della figlia di un re di Navarra, scampata una tempesta.